Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Nella puntata di oggi ci dedichiamo all'infanzia, guardiamo infatti al mondo dei più piccoli e cerchiamo di capire come possiamo aiutarli in momenti un po' delicati. Allora, per iniziare è doveroso guardare alla cronaca, infatti nei primi giorni di questa settimana la Corte di Cassazione ha assolto quelli che venivano chiamati gli orchi di Rignano, quindi quei formatori, quegli educatori di un asilo nido che erano stati accusati di aver seviziato oltre 21 bambini. Allora tante sono state le reazioni, ovviamente moltissimi sono i genitori tuttora spaventati che hanno paura di non scegliere il percorso, la struttura giusta a cui affidare i propri piccolini. Allora stasera cercheremo di aiutarvi a capire qual è la modalità educativa giusta, come riconoscere una struttura che va bene, insieme a Simona Capria, consulente pedagogica per la famiglia e l'infanzia, coordinatrice dell'asilo Nido Il Sogno, gestione e formazione delle educatrici, associazione Il Sogno. Buonasera e benvenuta. Buonasera, Simona. grazie. Allora, ahimè, la nostra cronaca è terrificante perché questa è solo l'ennesima delle varie situazioni che non si dovrebbero sentire. Allora, questi sono 21 bambini che si pensava fossero stati seviziati, adesso le accuse sono cadute, però comunque sono 21 bambini che stanno decisamente male. Ci ricordiamo ancora le terribili immagini dell'asilo Chip e Chop, dove c'erano questi maestri che facevano del male a questi bambini, e in questi mesi, in questi anni, sono state tantissime le volte in cui tanti insegnanti sono stati accusati di aver maltrattato, insultato, picchiato dei piccoli che non avevano colpe, magari facevano i capricci, magari si lamentavano, ma sono piccoli, ecco. Allora forse la prima cosa su cui bisogna riflettere è che persone mettiamo vicino ai nostri bambini. L'Italia forma adeguatamente il personale che andrà a crescere i nostri piccoli? Allora, diciamo che oggi come oggi una struttura per l'infanzia accreditata è una struttura che prevede al suo interno del personale formato. Quindi la cosa importante è scegliere sempre delle strutture che abbiano alle spalle un controllo dell'ASL, che siano accreditate e quindi che siano strutture che hanno motivo di esistere, perché molto spesso gli arrangiamenti piccolini di fatti in casa senza una struttura dietro che possa verificare appunto la continua formazione necessaria e il supporto anche pedagogico importante per le educatrici, perché è sicuramente un lavoro che mette a dura prova anche gli educatori, ma la cosa importante è che queste persone siano formate e preparate per sopportare questo stress anche emotivo che si ha quando si ha a che fare con i bimbi per molto tempo. Ecco, certo. Quindi personale competente c'è, sono persone meravigliose che si dedicano ai bambini, bisogna riuscire a trovare la struttura adatta. Mi rendo conto che i fatti di cronaca ultimamente spaventano un po' i genitori che si approcciano a dover lasciare i loro piccoli, soprattutto se di pochi mesi e quindi con una capacità di linguaggio sicuramente abbastanza povera per poter comunicare. È difficile, si ha paura, però è anche vero che spesso e volentieri è una catena, come questa forse anche che è avvenuta a Rignano Flaminia, no? Questa paura, queste continue osservazioni negative rispetto a chi si occupa del mondo dell'infanzia. Allora la cosa importante può essere quella di cercare delle strutture che siano più trasparenti possibili, quelle strutture che permettano al genitore di entrare proprio all'interno della struttura quando accompagnano il bambino e di vedere l'ambiente, quindi si vedono gli altri bambini come stanno. I bambini comunicano, anche se non verbalmente comunicano molto, quindi è indubbio che un bambino che vive un inserimento all'asilo nido sia sicuramente provato dall'allontanamento dal genitore, però insomma si riesce benissimo a percepire se è un bambino disturbato da quell'ambiente oppure se è un bambino che sta vivendo un distacco normale. Certo, che poi crescerà sereno, potrà giocare, accostarsi Assolutamente sì. ai suoi amici della sua età. Ecco, quello su cui ancora ti chiedo di riflettere insieme è l'opportunità di pensare alla soluzione dell'asilo nido, perché tanti genitori adesso sono spaventati veramente, nel senso ci sono le strutture idonee, ma tanti dicono, beh, però proviamo a stare a casa un po' di più noi con i bambini. Invece l'asilo nido comunque è un primo contatto con il mondo che forse andrebbe favorito. Assolutamente sì, io lavoro con i bambini dell'asilo nido costantemente e con le educatrici dell'asilo nido
e mi rendo conto che la possibilità comunque di interagire con altri bambini, coi coetanei ed essere supportati da personale competente è impagabile, anche per i genitori, perché è una fonte veramente di supporto alla famiglia. Cioè il servizio della prima infanzia, quella fascia 0-3 anni, che è quella fascia talmente tanto difficile per un genitore che si trova inesperto ad approcciarsi con la crescita di un bambino, è importante avere un supporto da parte delle educatrici. E allora va visto proprio sotto questo punto di vista, capire quanto l'educatrice conosce il nostro bambino. Sì. Un'educatrice competente conosce tutto del nostro bambino e questo è già fonte di rassicurazione per i genitori. Vedere l'approccio che ha il bambino quando arriva all'interno della struttura, quanto gli altri bambini sono sorridenti, confrontarsi con le mamme, si crea una rete attraverso l'asilo nido. Molto spesso i genitori, soprattutto al primo figlio, nei primi anni di vita si sentono soli, perché comunque non hanno, magari dove vivono è una casa un po' dormitorio, lavorano, arrivano a casa la sera. Può essere un modo per creare veramente una rete di supporto. Quindi confrontarsi continuamente rispetto alla struttura, rassicurandosi del fatto che sia personale competente, permette veramente al genitore di essere più sereno. Anche soltanto controllare il fatto che non ci siano stanze troppo chiuse, che non ci siano tende nella quale all'interno non si possa vedere. Insomma, questo permette veramente al genitore di rasserenarsi, perché in qualsiasi momento qualcuno può passare o entrare e non ci sono sotterfugi, non ci sono nascondigli, voglio dire. Questo è, l'inserimento serve a questo, l'inserimento molto spesso è quel periodo, il primo periodo del bambino, i primi giorni del bambino all'interno della struttura, i genitori lo vivono insieme ai bambini. Ed è veramente, quello deve essere veramente l'inizio di un percorso che può rasserenare moltissimo i genitori e quindi gli permettono di aver fiducia nel personale e nella struttura. Ecco, cosa che è fondamentale. È fondamentale. Aver fiducia, anche perché appunto poi sono le stesse persone a cui potremo chiedere, poi anche importante quello che diceva lei prima, la condivisione anche con gli altri genitori, magari che vivono la stessa prima esperienza o che magari invece hanno già avuto altri bambini, per cui possono dare qualche dritta che serve in più, è sempre confortante. Certo. Abbiamo detto però che al nido i bimbi sono in una fascia di età veramente molto bassa, andiamo dai 0 ai 3 anni e è una fascia d'età in cui ancora la comunicazione è molto difficile, per cui si capisce tanto da un sorriso, da un modo di giocare, da un modo di porsi. Quello che è importante però è iniziare in questo momento a veicolare nel modo giusto la possibilità di comunicare, per cui un bimbo che è stressato va lasciato piangere, va fermato, un bimbo che ha delle paure vanno secondate, vanno capite. Come si fa per far sì che il nostro bambino non abbia timore di esprimere ciò che sente? Allora, tutte le emozioni, anche quelle che possono sembrare negative, anche se in realtà non si può parlare di emozioni negative, le emozioni vanno tutte vissute e il genitore deve accoglierle, l'adulto deve accogliere questa emozione. Il bambino ha un'età in cui, soprattutto se è molto piccolo, ma anche più avanti, fa fatica a gestire queste emozioni, le reazioni che avvengono attraverso un'emozione. Il genitore deve essere lì, l'adulto deve essere lì pronto ad accoglierlo e a prendersi un po' carico di questa emozione, dandogli un nome, dando una spiegazione. Se il bambino capisce cosa sta succedendo, anche una semplice frase, capisco che sei arrabbiato, è giusto che tu sia triste, è normale che tu abbia paura. Stiamo dando un nome a quello che sta provando, gli stiamo permettendo di sentirsi capito, confortato, accolto nella sua emozione e ne avrà meno paura e soprattutto non avrà paura di dimostrarla crescendo, di parlarne. Un domani avremo un bambino che viene a casa e ci racconta che si è arrabbiato moltissimo per un qualcosa che è successo e non si chiuderà probabilmente in una stanza mantenendo tutte le emozioni negative per sé. Cosa che è fondamentale appunto per una buona crescita, ma per tornare a quello che dicevamo prima è importante che i nostri bambini imparino a riconoscere, a nominare le emozioni, le cose che succedono in modo tale che loro che vivono le situazioni possano dare i segnali subito, perché magari non succede qualcosa di tragico come purtroppo abbiamo accennato prima, ma magari semplicemente un bambino in quella precisa struttura in quel momento non si trova bene e va un po' sistemato il tiro. Ecco, questo è quello che c'è da fare. Allora Simona, grazie infinite per queste prime indicazioni. Le chiederei di rimanere qui perché vorrei affrontare insieme un altro argomento molto importante, quello che riguarda la separazione e il divorzio delle famiglie, dei genitori. Va bene, ne parliamo subito dopo la pubblicità, restate qui. Grazie.